Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto la pillola, parleremo della Cabala quando è stata praticamente divulgata nel 1995. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 Hildegarda, Marietto Veneziano, coadiuvati da Miles tengono un percorso esoterico gratuito. Se volete collegarvi a questi canali basta che andate in descrizione nel link. Se vi scappa anche un super like e anche un commento qui sotto, sempre ben accetto. Bene, parliamo un po' di questo 1995. Molti oggigiorno basta che digitino su un motore di ricerca la parola Cabala e escono infinite soluzioni, infiniti libri, infiniti siti che ne parlano abbondantemente. E pensano che questa cosa sia sempre stata possibile. Ma prima del 1995 voi dovete pensare che a livello misterico ci sono state delle guerre immense, battaglioni di gruppi misterici partivano alla caccia di cabalisti. E quindi c'era praticamente una guerra a colpi di magia immensa in cui tutti erano contro tutti per fermare e bloccare questa, come si dice, evoluzione, o mettiamolo meglio, questo slegamento della possibilità di tutti i cabalisti di ritornare alla Keter. È stato deciso nel 1995 perché i profeti già migliaia di anni prima avevano visto che sarebbe stato il periodo in cui a livello pratico la Cabala sarebbe potuta entrare in internet e da lì non sarebbe più potuta essere nascosta e cancellata. Quindi quell'anno lì per molti è stato l'anno zero in cui hanno potuto avvicinarsi o comunque capire che magari erano cabalisti. Prima hanno sempre vissuto molti in questo stato di torpore, di schiavitù spirituale. Chiaramente io vi ho già spiegato che Saturnia era Roma e da Roma dopo 400 anni le egregori si sono convertiti in quella che oggigiorno è la nostra religione di Stato, e lì i cabalisti sono riusciti nel Vecchio Testamento a metterci dentro la Cabala, la Tora. Quindi è sempre stata protetta da questo gruppo misterico che non è cabalista, ma il 99% di chi aveva questi libri in latino non sapeva neanche cosa in pratica stava tenendo. I cabalisti hanno dato in mano a questo gruppo, a questa egregora, il compito di portarla avanti fino al 1995 e poi dopo con grandi sforzi, perché molti sono morti in quel cammino facendo, perché sono stati cacciati da questi lim, da questi maghi neri che non volevano assolutamente che questo fosse divulgato. Io ho visto con i miei occhi cosa riescono a fare queste persone per cercare di fermare la Tora. Però dopo il 1995 chiunque voglia o possa può iniziare questo cammino iniziatico, se si può dire. E già solamente vedere il disegno dell'albero sefirotico era quasi un peccato mortale. Io mi ricordo i primi tempi, quando mi fecero vedere questo albero sefirotico, questo gruppo misterico avverso praticamente impazziva dal dolore ed era, come si suol dire, arrabbiatissimo per chiunque sapesse che esistesse questo albero sefirotico. Oggigiorno noi possiamo tranquillamente comprare anche un bellissimo pendaglio, il quale il vostro Marietto li fa. Quindi i tempi sono cambiati, sono maturi, anche perché ci rimane poco tempo, più o meno 300 anni, prima che poi si resetti tutta la faccenda. Quindi chi è cabalista deve tornare praticamente a casa e nessuno sarà dimenticato indietro. Per gli altri ci deve pensare il loro babbo, come diceva mio papà. Ogni genitore deve proprio pensare ai propri figli. Da questo punto di vista qui il 1995 è stato praticamente l'anno zero per molte anime cabaliste che si erano dimenticati di essere cabaliste. Bene cari amici, detto questo, il vostro Marietto vi ringrazia di avermi seguito fino qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram. E se volete lasciare sotto un commento è sempre ben accetto. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.